Rieccoci in diretta per il nostro approfondimento che segue il notiziario di Tele4 insieme a Lorenzo Tamaro, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia Friuli Venezia Giulia, ben trovato. Buonasera. Di nuovo ospite Tamaro anche per parlare di quello che è appena successo, l'approvazione alla Camera del decreto sicurezza e altre questioni. Io però partirei su quello che ha chiesto la Commissione europea recentemente, no? Di indagare sulla profilazione razziale all'interno della Polizia di Stato. Come risponde Tamaro? Ma è una cosa veramente incredibile, inaudita, che ci fa rimanere veramente esterrefatti. C'è sicuramente da ricordare che il capo della polizia è stato proprio ospite del Presidente della Repubblica, che ha rinnovato la fiducia e la stima proprio nei confronti della Polizia di Stato. Il Ministro Piantedosi ha fatto altrettanto, il Premier Meloni, i Presidenti della Camera e del Senato altrettanto, quindi credo che da tutte le più alte cariche istituzionali ci sia stata proprio quella solidarietà che era necessaria dopo accuse così gravi, così io direi infamanti e oltraggiose proprio nei confronti di una polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine che credo siano fra le migliori del mondo, non a detta nostra ma proprio anche degli altri corpi degli altri stati mondiali, sia proprio per il comportamento che per anche i risultati acquisiti sul campo proprio come forze di polizia. Quindi c'è da chiedersi veramente, e su questo non è stato rivelato, quali siano le fonti da cui vengono attribuite queste gravissime accuse, e su questo ovviamente c'è un grande mistero, quindi credo siano veramente delle accuse pretestuose, pregiudiziali e veramente molto gravi, insomma. Invece, per quello che riguarda l'operato della Polizia di Stato, delle forze dell'ordine in generale, poi di tutta una serie di questioni che erano un po' sulla bocca di tutti, è stato approvato il decreto legge sicurezza che in vari punti va, come dire, a indagare determinati temi con nuove normative vere e proprie. Vengono introdotte delle aggravanti per alcuni reati, vengono di fatto creati nuove fattispecie di reato come quello del blocco stradale ad esempio o ferroviario, e poi viene anche e in tutto sono sono 39 articoli. Tra i temi: lotta al terrorismo e criminalità organizzata, lotta all'usura, occupazione delle case, questo magari è interessante discuterlo adesso, altre tutele per le forze dell'ordine, la questione delle proteste in piazza e blocchi ferroviari, accattonaggio, truffa, stop alla cannabis light, carcere e tutela dei minori. Interessante quello dell'occupazione delle case. Nasce questo reato di occupazione arbitraria di immobile e si prevede la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell'immobile occupato anche senza mandato del giudice in caso di occupazioni illegittime. Avevamo sentito dei casi, no, di cronaca. Sì, diciamo che ci sono dei casi in tutta Italia abbastanza frequenti, per fortuna a Trieste molto meno, ma sono dei casi che veramente sconcertano tutti, credo, perché pensare che una persona magari si è ricoverata in ospedale e al proprio rientro ritrova la propria casa occupata e che non possa non può avere subito un'immediato restituzione da parte della forza pubblica come era, diciamo, è una cosa veramente incredibile, insomma. Quindi sembra quasi strano dover fare una legge apposita su questo tema, credo, insomma. Quindi giustissima. Io fra l'altro ricordo che il decreto legge che adesso verrà appunto che viene convertito, sta facendo i passaggi proprio per la conversione in legge, è stato fortemente voluto dalla nostra sigla sindacale, del Sindacato Autonomo di Polizia, tanto che alcuni articoli sono stati letteralmente suggeriti proprio dalla nostra organizzazione sindacale, e di questo è stato riconosciuto anche nel recente congresso
nazionale che è stato fatto a Roma il 13, 14, 15 di maggio, proprio dal ministro degli interni Piantedosi e dal sottosegretario agli interni Nicola Molteni, riconoscendo appunto che molti di questi articoli sono stati ispirati e suggeriti proprio dalla nostra organizzazione sindacale, e soprattutto per quegli articoli che diciamo, vanno a toccare quelli che sono le nostre esigenze. Quindi noi avevamo per anni e anni e continuiamo ad avere un nostro slogan, che chi difende i difensori, e diciamo alcuni di questi articoli fanno toccare quello che sono le nostre necessità, e quindi stiamo parlando della tutela legale, delle bodycam, stiamo parlando dell'inasprimento delle pene per quanto riguarda le aggressioni nei confronti dei pubblici ufficiali, quindi delle forze dell'ordine, insomma, quindi tutti articoli che vanno proprio a toccare con mano quello che è il lavoro quotidiano delle forze di polizia. E ce n'era un assoluto bisogno. È chiaro che è sicuramente un buonissimo punto di partenza, non lo riteniamo un punto di arrivo, no? Quindi non è che questa legge risolverà tutti i problemi per quanto riguarda il discorso sicurezza, però se non altro è una buona partenza, è un buon cambio anche di mentalità per quello che deve essere la sicurezza, e quindi speriamo che produca degli effetti positivi. Andranno fatte delle correzioni strada facendo nel momento in cui dovessero servire. Insomma. Interessante la questione delle bodycam, no? In molti paesi in vigore da tempo. Sì, le bodycam questa sono veramente una battaglia storica proprio del SAP, iniziata allora con le spy pen nel 2013, le promuovemmo anche qui a Trieste, fra l'altro con il supporto, devo dire, di molte forze politiche dell'attuale centrodestra. Era un'operazione proprio di verità e giustizia, cioè noi volevamo documentare e vogliamo documentare tutto quello che succede durante un'operazione di polizia o in un ordine pubblico, proprio per non cadere nella trappola di, come è successo moltissime volte, di false accuse, che appunto delle accuse che praticamente mettono in difficoltà gli operatori di polizia, che poi dopo si rivelano del tutto infondate e false, no? Quindi con la telecamera abbiamo la possibilità di documentare per intero quello che accade, e quindi avere una prova che molte affermazioni di alcuni sono false. Avevamo parlato assieme del CPR l'ultima volta, reato di resistenza in carcere nei CPR e negli hotspot. È introdotto il reato di rivolta all'interno di un carcere, che colpirà tutti coloro che promuovono, organizzano, dirigono o partecipano a una rivolta che coinvolge 3 o più persone. Sarà punito chi commette atti violenti, quindi o minacce, ma anche chi resiste passivamente, si limita a non seguire gli ordini impartiti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di cose che alcuni dicono è troppo, alcuni dicono è giusto. Come la vede? Io vedo che nel momento in cui ci sono delle persone che compiono delle devastazioni, delle distruzioni e il conseguente ferimento di altre persone o di operatori delle forze dell'ordine, è chiaro e giusto che vengano perseguiti per legge, e quindi chi è già in una condizione di detenzione e quindi dovrebbe maggiormente dare dimostrazione di un comportamento appunto più civile, è giusto che venga perseguito penalmente quindi io credo che siano delle norme corrette, come è correttissima la questione dell'ordine pubblico, no? I DASPO che viene esteso in certi casi, l'arresto differito, anche oltre la manifestazione, e insomma l'aggravamento anche delle pene, perché troppe volte vediamo delle manifestazioni, fra l'altro spesso non autorizzate, che invece hanno un intento unico, quello di creare violenze turbativa nell'ordine pubblico e di assaltare le forze dell'ordine, come abbiamo visto fra l'altro proprio qualche giorno fa a Roma, in occasione proprio della protesta contro l'approvazione del decreto legge, dove c'è stato un nutrito numero di persone
che hanno, fra virgolette, civilmente manifestato con caschi, spranghe e delle protezioni, dei scudi veri e propri mascherati a cartelloni, si sono lanciati contro le forze dell'ordine. Ecco, queste persone qua che sono dei veri e propri professionisti del disordine, è chiaro e giusto che le pene siano più severe, siano più decise proprio nei loro confronti. Manifestazioni che sono molto violente in molte città, ma che vediamo che anche a Trieste qualche volta magari non arrivano a quella violenza, però sono ugualmente violente, come è accaduto anche il 25 aprile qui a Trieste, quando questi manifestanti non autorizzati, voglio ribadirlo perché è chiaro che anche all'interno di una manifestazione ci sono delle regole da rispettare, perché è concesso a tutti manifestare in maniera democratica, perché è giusto che sia così, però mantenendo certe regole che sono previste appunto dalla legge. Quando ci sono delle persone che lanciano delle bombe carta contro gli agenti, contro chi è deputato a mantenere l'ordine pubblico, io credo che insomma, non stiamo più parlando di manifestanti, stiamo parlando di criminali. Spesso si fa confusione tra, mi pare, manifestazione autorizzata e manifestazione preavvisata, cioè sono due cose completamente diverse. Comunque ci deve essere un'intesa con la questura. Nel momento in cui comunque anche nello svolgimento dell'ordine pubblico c'è un ordine da parte delle autorità di pubblica sicurezza appunto di mantenere un certo comportamento o di fermarsi, deve essere rispettato. Cioè, sono le regole di uno Stato democratico. E quindi oggi Fedriga ha proprio commentato il decreto sicurezza dicendo è una norma che aiuterà a fare chiarezza su determinate situazioni, una norma giusta e come dire, ha risposto anche alla domanda che insomma già l'opposizione l'aveva come dire, ribattezzata all'approvazione decreto paura. Il decreto paura forse per chi si comporta male, forse per chi appunto utilizza degli strumenti che non sono consoni a quello che è anche un manifestare civile. Per il resto io credo che le persone oneste non hanno nulla da temere, insomma, torno a ripetere, fa parte sempre di quella mentalità un po' simile a quella che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, proprio vicina forse ideologicamente a quello che la Commissione europea, no, vede addirittura in un razzismo da parte della polizia, una polizia che voglio ricordare, abbiamo un esempio proprio qui a Trieste, quando abbiamo moltissimi agenti impegnati proprio nella lotta all'immigrazione clandestina, quindi ai trafficanti di uomini, che quotidianamente accolgono, spesso anche portando le proprie cose da casa, proprio accolgono queste persone che arrivano per cercare di dare il primo conforto, appunto perché sono le prime persone che vedono sul nostro territorio. Quindi sinceramente accuse del tutto ideologiche, come sono ideologiche appunto le manifestazioni contro questi provvedimenti. E poi, vabbè, non da ultimo ovviamente, lotta al terrorismo e criminalità organizzata, quindi viene punita con la reclusione da 2 o 6 anni la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, atta ovviamente poi a compiere atti violenti o sabotaggi, così come anche la diffusione online di istruzione per compiere atti violenti. Io credo che essere contrari a norme tipo queste, ma sinceramente è veramente difficile addirittura da commentare come si possa essere contrari appunto a delle norme che prevedono questi aggravamenti, insomma. E voi del SAP avete spinto, è da anni che spingevate per andare in questa direzione? Assolutamente sì, e soprattutto noi abbiamo bisogno, e con questo decreto
con questa legge avremo anche più tutele legali. Noi avevamo la necessità anche di essere tutelati a livello legale, perché troppe volte capita, come dicevamo prima, di essere soggetti a delle false accuse e di non avere la possibilità anche economica per poterci difendere. Adesso il nuovo decreto convertito in legge darà possibilità di avere anche nelle varie fasi processuali, in ogni fase processuale 10.000 euro appunto per poter avere una difesa, quindi nei vari 5 passaggi fino a 50.000, prima ne avevamo in totale 5.000, chiunque sa che una qualsiasi causa con 5.000 euro non si va da nessuna parte, e quindi significa avere più tranquillità anche nel poter lavorare. Questo non significa avere uno scudo penale, significa avere la possibilità, anche perché questi risarcimenti vengono riconosciuti nel caso appunto di assoluzione, no? È chiaro di non aver commesso il fatto, come accade oltre il 90% dei casi. Quindi voglio dire, è una cosa che era stata fortemente richiesta proprio dal SAP, e per questo siamo molto soddisfatti. Abbiamo già esaurito il nostro tempo, ma siamo riusciti a, come dire, spiegare quantomeno la maggior parte dei punti di questo decreto sicurezza che è passato alla Camera. Ovviamente ci sono altri passaggi adesso. Allora Lorenzo Tamaro, grazie, segretario del SAP del Friuli Venezia Giulia, e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie per averci seguito anche in questa puntata, in questo post TG che seguiva il notiziario. Naturalmente non perdetevi anche Ring questa sera. Buona serata.